Era tutto scritto. I carabinieri di Chivasso hanno scoperto il responsabile dell'omicidio di una prostituta nigeriana di 20 anni, Antonia Egbuna, ripescata il 26 febbraio nel Po. Per il delitto è stato arrestato uno scrittore di 34 anni, Daniele Ughetto Pianpiaché. Nel corso delle indagini i militari hanno perquisito l'abitazione della donna, dove insieme a un ingente quantitativo di stupefacenti hanno trovato un dattilo scritto intitolato La rosa e il leone, che racconta la storia dell'amore di un italiano e una nigeriana, con un epilogo tragico, un omicidio, un suicidio. Come spiega il maggiore Stefano Saccocci, comandante della stazione di Chivasso. Il racconto La rosa e il leone, in cui lui di fatto va a ricostruire questo amore, diremmo, che poi ha un finale tragico, un epilogo tragico. Nel testo tra l'altro si leggeva: lui l'amava, ma lei non voleva saperne di lasciare la strada. Tutti i suoi tentativi di convincerla a cambiare vita erano falliti e per questo si era trasformata nella sua torturatrice. Secondo le indagini dei carabinieri, il presunto omicida nutre una profonda passione per l'Africa e per la Nigeria e per questo frequentava il mondo della prostituzione nigeriana. Un precedente fallito matrimonio con una nigeriana gli aveva provocato un profondo contraccolpo emotivo. Quando anche la relazione con Antonia finisce, l'angoscia trasforma in rabbia e rancore represso e sfocia in un assassinio a colpi di coltello, mentre nel romanzo si parla di un delitto a colpi di fucile. Nella tragica realtà omessa anche, particolare forse non insignificante, la parte riguardante il suicidio dell'assassino.